Ben ritrovati a Segnalibro, ci piace seguire quelle che sono le declinazioni dei libri, nuovi esperimenti. Ce n'è uno che ci ha molto colpiti a Firenze, dove è nata la piccola farmacia letteraria. L'idea è quella di curare stati d'animo ma anche malanni fisici con le pagine dei libri. Una giovane donna ha aperto questa libreria particolare, lei si chiama Elena Molini. Ebbene, è piaciuto tantissimo questo spazio, tanto che l'esempio sta per valicare i confini della Toscana e arrivare in altre parti d'Italia. Noi ve lo proponiamo. Io ho lavorato per anni in una libreria di catena e notavo via via come le persone chiedessero consiglio per i libri proprio in base ai loro stati emotivi, alle loro emozioni. Magari chiedevano un libro per sé perché magari avevano appena interrotto una relazione, per qualcuno che magari stava affrontando un periodo difficile, un libro un pochino più allegro per tirarsi su, e proprio in base a questa mia esperienza ho deciso di creare questo posto, cioè la piccola farmacia letteraria, e proporre direttamente ai clienti una categorizzazione in base alle emozioni. C'è di tutto, dal mal d'amore alla tristezza, alla nostalgia, all'abbandono, c'è l'ottimismo, c'è la pigrizia. Tutti quanti abbiamo dei momenti in cui siamo più o meno tristi, e l'idea che l'anima possa essere curata con un libro l'ho trovata bellissima e molto delicata. La lettura dunque come farmaco introvabile. Molto spesso nelle corsie degli ospedali compaiono gli scaffali con i volumi. È accaduto anche a Cosenza, dove nel reparto di cardiologia è stato inaugurato lo scaffale del cuore. È un'idea dovuta proprio all'adesione a un progetto nazionale del Sor Optimist che si chiama Si va in biblioteca, che consiste proprio nella realizzazione di diversi luoghi di lettura in molti ambienti. Abbiamo già realizzato una biblioteca nel carcere di Castrovillari lo scorso anno. Quest'anno abbiamo individuato il reparto di cardiologia per realizzare lo scaffale del cuore in collaborazione con l'AVO regionale, anche perché il Sor Optimist si occupa di cuore femminile, di medicina di genere, quindi individuare il reparto di cardiologia permetterà di portare avanti due progettualità di questo biennio di presidenza. Considerato che per noi la lettura fa bene al cuore, abbiamo voluto unire questi due progetti. I libri sono stati donati dalle socie, molte case editrici hanno collaborato con le donazioni, la Rubettino, la Pellegrino Editori, Falco Editore, e c'è stata veramente una corsa. Siamo consapevoli che il libro debba girare, che la cultura faccia bene, e quindi siamo contenti di allietare eventualmente le serate dei leggenti e del personale. Il libro per noi che viviamo questa realtà è molto importante. Magari ci sarà anche qualcuno che si scoccerà, però se c'è una persona che legge qualcosa per lui certamente sarà accolto. Per cui noi siamo in questo reparto da oltre 30 anni come volontari ospedalieri, per cui riteniamo che sia una cosa bella avvicinare l'ammalato e fargli passare, 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, anche perché quando restano soli c'è bisogno di un po' di svago, e niente più del libro può dare queste cose. I libri però sono specchio dei tempi e molto spesso nelle storie incontriamo anche i social network e il web. È un po' il fil rouge dei due consigli di lettura di questo nostro appuntamento. Il primo, C'è mia nonna su Facebook, di Monica Capizzano, è una conversazione molto piacevole che vi invito chiaramente a leggere, tra tradizionale e poi invece il nuovo che si affaccia, tra l'altro avvertendo sui pericoli della rete. C'è mia nonna su Facebook nasce da una chiacchierata che ho avuto con mia nonna qualche tempo fa, che ad agosto dell'anno scorso ha compiuto 100 anni, quindi un secolo di vita.
Nasce questa chiacchierata perché lei mi chiede cosa fosse il mio lavoro e perché, vedendo un'intervista, io mi occupassi di tematiche quali il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli in rete. Quindi una nonna che ha vissuto le 2 grandi guerre, che è nata sul finire della prima guerra, non conosceva questi fenomeni. E quindi abbiamo cominciato questa chiacchierata con lei che mi racconta dell'amore dei suoi tempi, del lavoro, dell'amicizia e del valore della famiglia. E lo fa con una naturalezza, con il dialetto, perché lei nasce a Scigliano e poi vive a Cosenza. E ho voluto mantenere forte la sua lingua perché è lei che mi ha parlato così. Quindi un forte radicamento alla mia terra, come appunto dicevi. E nonna Yolanda si rivolge ai giovani, si rivolge ai genitori e si rivolge anche a quelli della sua età, che sono sempre più vicini a questo mondo della tecnologia. Lo fa con ironia nella prima parte del libro, poi lo fa con riflessione e a un certo punto ci commuove profondamente perché abbraccia tutti quanti questi giovani che sono appesi alla rete senza sentimenti reali e ci commuoverà profondamente. Hai ragione, nonna. Oggi l'amore è diventato digitale, le lettere non si scrivono più. Diciamo pure che le penne non si tengono più tra le dita. Adesso digitiamo le parole su di una tastiera, senza guardare l'altra persona. Adesso abbiamo le chat più immediate, non bisogna attendere ore o giorni per ricevere una risposta dall'altra parte. E questo vale sia se sto scrivendo dalla Calabria, sia se sto scrivendo dall'altra parte del mondo. Non c'è attesa. Vedi l'altro se ha visionato il messaggio o se sta scrivendo, quindi sai già se vuole rispondere o no. La chat ti dice persino l'ora in cui il tuo messaggio è stato letto dal destinatario, se lo ha soltanto ricevuto e non visualizzato, insomma, tutto. E ancora Marco Stefano Gallo, scrittore di Mongrassano, un giovane dalla penna molto fluida che con la fragilità dei palindromi ci racconta vizi e virtù di un paese di provincia sconvolto dall'avvento di una web radio. Nella fragilità dei palindromi, tradizione e moderno si sposano alla perfezione e generano tra l'altro una via di fuga per gli 8 personaggi che popolano il romanzo e che, così come un palindromo sono concatenati tra loro, riescono grazie alla modernità, una web radio in questo caso, a trovare una via di fuga, quindi acquisiscono la consapevolezza di poter controbattere al destino, quindi la loro esistenza, che soprattutto nei piccoli borghi e soprattutto nei piccoli borghi meridionali sembra predestinata, in realtà grazie alla modernità viene, si acquisisce la consapevolezza che non è così. È un romanzo in cui si parla e si riflette su quello che è uno dei grandi interrogativi dell'essere umano, cioè la possibilità o meno di poter scegliere il proprio destino. E appunto come il palindromo, che sembra una struttura estremamente rigida, ma in realtà è molto fragile perché non si può evolvere, non si può modificare, anche in questo caso i personaggi sembrano vivere una vita rigida, incanalata, ma in realtà grazie appunto a un piccolo cavillo riescono a venirne fuori e quindi a scegliere quella che è la propria esistenza, nel bene e nel male. C'è un po' tutta ci sono le grandi maschere dei piccoli borghi calabresi, ci sono i personaggi chiave che possono essere il prete, il sindaco, il medico, e tutta la dinamica che diciamo, segue a questa struttura che è quasi piramidale nei borghi calabresi. Però c'è anche la voglia e la forza di cercare un riscatto, di cercare una via di fuga ed un modo di vivere che possa essere consono alle proprie vocazioni, alle proprie aspettative. Quindi c'è una sorta di fondo c'è una grande voglia di libertà e una grande voglia di poter partecipare al libero arbitrio, diciamo, a cui tutti ambiamo. E dal microcosmo del piccolo borgo di Mongrassano sono partito per cercare di dare una mia visione delle dinamiche terrestri e delle dinamiche che diciamo, dettano l'incedere dell'umanità. Ed è un romanzo molto ironico, un romanzo che fa conoscere alcuni aspetti meno noti dei piccoli borghi calabresi, nel bene e nel male,
ed è un romanzo che ha, diciamo, l'obiettivo di far vedere come nei piccoli borghi e comunque in Calabria in generale c'è una grandissima voglia di riscatto e una grandissima voglia di emergere e di fuggire dai vari cliché a cui un palindromo ti può assoggettare. Era un vecchio libro del 1965, con le pagine leggermente consumate. Concetta conosceva quelle poesie, ma le rilesse lentamente, godendone ogni parola. In fondo, cosa c'era di diverso tra lei ed Emily Dickinson? Anche lei era chiusa in una prigione volontaria dalla quale non riusciva ad evadere. Probabilmente avrebbe fatto la sua stessa fine, giovane e sola contro tutto il mondo. Ma fino a quando il sole sarebbe sorto ogni mattina, squarciando il gelo della notte, ci sarebbe stata una speranza, anche per lei. Pensò ad Otto, al suo regalo fatto con spontaneità, ai suoi occhi che sembravano un mare calmo dove non può soffiare nessun vento di burrasca. E poi pensò a Cesare, un mare nero e tormentato, con onde che avrebbero rovesciato anche l'imbarcazione più attrezzata. Da oggi abbiamo deciso di fare delle vere e proprie incursioni in alcuni incontri che ci sono particolarmente piaciuti. Quello che vi proporremo è con Alessandro D'Avenia, uno degli scrittori più amati dai ragazzi ma anche dagli insegnanti, d'altronde lui stesso è un insegnante e il tema di questo incontro è l'adolescenza. Il mestiere che faccio io è un mestiere che ha la sua forza nel fatto di ascoltare i volti dei ragazzi che ho di fronte. Pensate che su questa terra sono passati, c'è chi calcola 60 miliardi, c'è chi calcola 100, facciamo una media, 80 miliardi di persone. Non ce n'è una che abbia le impronte digitali uguali all'altra. Il che significa, cara mia, che tu devi lasciare un'impronta su questa terra che nessun altro potrà lasciare. Cioè, come te non c'è stato e non ci sarà nessuno. Quindi se tu non sei l'inizio di qualche cosa di unico, abbiamo perso un'occasione. Non solo tu, noi tutti. Quando ho fatto un incontro 2 settimane fa in una scuola, avevo accanto un'altra insegnante che dopo appunto questo incontro ha detto questa frase che ha tramortito i presenti. Dice: sì ragazzi, quello che vi è stato detto è molto, molto giusto, molto vero, però mi raccomando, non sopravvalutate la vostra età. Dice: scusa, è un'ora e mezza che parlo di questo e tu dici non sopravvalutare? È un'età che invece va sopravvalutata, perché è l'età laboratorio di tutta la vita. Io sono stufo di sentire persone che parlano dell'adolescenza come una malattia, quando è la benedizione della vita di un uomo, la benedizione e la dannazione, perché è l'età in cui succede una cosa fondamentale. C'è dentro l'adolescente finalmente qualche cosa che viene alla luce, che è quella unicità che lui è chiamato a realizzare. Infatti è l'età delle cose grandi, è l'età dei grandi slanci, è l'età in cui si può abbracciare la vita tutta intera, perché la vita la si vuole tutta. Per questo è l'età in cui si matura la vocazione, cioè il posto da occupare nel mondo. Il proprio destino, direbbero i greci, che è parola che a noi suona male perché sembra una cosa che ci costringe. No, 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 è parola bella, perché destino indica qualche cosa che con il prefisso de indica qualcosa che arriva, sì, che ci ritroviamo già fatto, ma c'è questo stare, destino, e viene da una radice che indica occupare un posto, sapere che ci stai a fare al mondo. E quel posto comincia a configurarsi proprio in quest'età, proprio perché non lo hai, perché ti rendi conto che non lo hai più, perché non sono più papà e mamma che ti dicono che posto devi occupare. Vuoi occupare tu un posto. E poi ci sono le contaminazioni con le altre arti, abbiamo parlato di musica la scorsa settimana, oggi invece di colori, di pittura, con una bella mostra a Cosenza del maestro Nico Manovello.
La mia arte parte dal tentare di scoprire l'anima delle persone e le proprie emozioni, le contraddizioni che appaiono nella nostra esistenza, per cui i miei volti sono consapevoli del contrasto fra felicità e dolore, fra la capacità di evolvere una coscienza che si rende conto di e la fatica di esistere. Chiudiamo con le nostre classifiche. Perde qualche posizione, la troviamo al 10° posto questa settimana, Elena Ferrante con Storia della bambina perduta, edito da E.O., quarto e ultimo volume dell'Amica Geniale, la saga italiana di grande successo portata sul piccolo schermo da Rai 1. Le due protagoniste, Lila ed Elena, sono ormai adulte, entrambe hanno lottato per uscire dal rione natale di Napoli, è la storia di un'amicizia forte e vera. 9° posto per Wilbur Smith, La guerra dei Courtney, edito da HarperCollins Italia. Ambientato nella Parigi del 1939, è la storia di due eroi che lottano a migliaia di miglia di distanza l'uno dall'altro. Una storia di coraggio che porta il lettore nel cuore della Seconda Guerra Mondiale. 8° posto per La ragazza della luna di Lucinda Riley, edito da Giunti, 5° episodio della saga delle 7 sorelle, l'avventura di Tiggy a caccia delle sue origini, l'incontro con strani personaggi, scrittura incalzante in una contaminazione di storia e fantasy. 7° posto stabile per Michelle Obama con Becoming, la mia storia, edito da Garzanti, l'autobiografia appassionata dell'ex First Lady d'America, pagine che raccontano attraverso la vita di Michelle l'America che cambia, sullo sfondo resta il sogno americano di sempre. 6° posto ancora per Elena Ferrante con Storia di chi fugge e di chi resta, E.O. Edizioni, 3° volume dell'Amica Geniale. Lila ed Elena sono diventate donne. Lila si è sposata a 16 anni, Elena ha frequentato la Normale di Pisa, ad unirle in un legame fortissimo l'infanzia nel rione popolare. 5° posto per Andra e Tatiana Bucci con Noi bambine ad Auschwitz, edito da Mondadori. Le sorelle, testimoni della Shoah, Andra e Tatiana, raccontano la loro infanzia nel campo di concentramento, ricordi, dolore, famiglie spezzate. New entry al 4° posto, conquistato da Robert Galbraith con Bianco letale, edito da Salani. Si tratta del 4° romanzo della serie, incentrato sulla figura dell'investigatore privato Cormoran Strike, un'indagine complicata, un thriller mozzafiato. Scivola al 3° posto Haruki Murakami con L'assassinio del commendatore, libro secondo, edito da Einaudi. Una dimora sperduta ma non del tutto isolata, un grande artista e tanta suspense in un libro dall'intreccio fitto. 2° posto per Valerio Mazzei e Sespo con #Valespo, edito da Mondadori. Narra l'amicizia tra Valerio e Sespo e Edoardo Esposito, un libro scritto a 4 mani in cui i due ragazzi raccontano le loro vite, il modo in cui YouTube ha cambiato le loro esistenze e molto altro ancora. Parole accompagnate da foto inedite. Resta saldamente in testa Rien ne va plus di Antonio Manzini, edito da Sellerio. Nuovo capitolo sul vicequestore Rocco Schiavone, alle prese con la scomparsa di un portavalori carico di 3 milioni di euro. La personalità del vicequestore cinico, ma con una umanità insospettabile, conquista i lettori. Infine la nostra mail, aspettiamo le vostre segnalazioni, rosalba.baldino@tennonline.tv. Grazie a Luca Chito in regia, alla prossima settimana.